Ancora buongiorno, ben trovati in diretta a questo appuntamento con A Voi la Linea. Il Comune di Udine e l'Università di Udine hanno collaborato per un innovativo progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche, progetto che è stato presentato questa mattina, ha seguito per noi l'incontro Isabella Gregorato. Allora andiamo da lei. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in sala Aiace a Udine dove si è appena concluso un incontro per illustrare un progetto che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche in città. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'Università Gli Studi di Udine. Tra l'altro questo può essere un esempio esportabile anche nel resto d'Italia. Ne parliamo con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Perché è importante per la cittadinanza anche questa collaborazione? Beh, una collaborazione che nasce da protocolli e intese con la nostra università. C'è il cantiere Friuli, quindi sono state tante proposte e questa è una che è andata a buon fine perché il lavoro è andato avanti per mesi e mesi. Hanno lavorato soprattutto i docenti della nostra università e gli studenti, i borsisti, in collaborazione con i nostri uffici. Quindi il risultato è molto importante perché è di alta qualità e penso che grazie proprio all'università abbiamo raggiunto questo obiettivo. Adesso toccherà a noi dargli attuazione perché l'impegno è abbastanza oneroso e anche impegnativo, insomma, ma certo che facciamo fare però un salto di qualità alla città per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche. Quindi abbiamo detto un esempio che può essere esportabile, perché è la prima volta che si verifica una collaborazione di questo genere con uno studio così approfondito del territorio. Eh sì, perché è uno studio universitario in pratica, è un modello che è realizzato sulla città, però è un modello che ha dentro tutti i requisiti che possono essere esportati anche in altre realtà. Ecco, con noi anche il magnifico rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton. Ecco, l'importanza di un ateneo come quello appunto friulano, di essere così a contatto diretto con il territorio. Ecco, una bella dimostrazione di collaborazione e di presenza. Beh sì, naturalmente, come è stato ricordato anche dal sindaco, quello che è importante alla base di questo ci sta un protocollo d'intesa. Intesa non è una parola, come dire, solo di convenzione, ma in realtà è proprio di attuazione. Molte sono le attività in cui ci siamo già cimentati per mettere a fattor comune da una parte le esigenze, da una parte le competenze per risolvere questioni che sono di interesse comune della città e della cittadinanza. L'obiettivo è migliorare appunto la vita, la vivibilità della città e dare anche un esempio al territorio. All'interno di questo ci sta anche un progetto come questo per l'abbattimento delle barriere architettoniche che il Comune ha in mente di rendere operativo proprio attraverso dei piani molto ben precisi. Quello che è importante per noi oltretutto è che questo tipo di attività rappresenta una sorta di validazione dell'attività di ricerca teorica, sperimentazione, progettualità sul campo, sul territorio ed è in realtà il principio che sta alla base per esempio della famosa iniziativa di Cantiere Friuli. Bene, grazie anche al magnifico rettore. Approfittiamo della presenza appunto della docente di tecnologia dell'architettura la professoressa Cristina Conti, che ha curato un po' la stesura di questi rilievi che sono stati fatti sul territorio. Tra l'altro proprio da questi rilievi potranno partire i successivi interventi, potranno essere programmati gli interventi sul territorio. Su che cosa si è puntato? Allora, innanzitutto la chiave d'ingresso è l'attualità del concetto di progettazione universale, cioè dobbiamo, come ho spiegato prima, cercare di garantire la fruizione al maggior numero di persone partendo dal presupposto che ogni persona è diversa dall'altra e soprattutto per abilità diverse, quindi non solo disabilità motoria ma anche senso-percettiva e prevalentemente visiva. L'altra questione è muoversi in autonomia e indipendenza all'interno del centro storico, in continuità di itinerario e soprattutto in sicurezza. Per cui un'attenzione che va oltre il percorso pedonale, ma interessa prevalentemente tutti quelli che sono gli attraversamenti, le commistioni con gli altri modi e gli altri mezzi di mobilità. Un primo passaggio. Abbiamo anche guardato agli elementi contermini tra quello che è spazio pubblico e spazio
che si affaccia sul pubblico che è privato, no? È aperto al pubblico, che segue appunto un altro tipo di pianificazione ma che deve entrare in questa rete di continuità. Ecco, tra l'altro avete individuato dei percorsi precisi in modo tale che la città possa essere attraversata da nord a sud, da est a ovest. Abbiamo individuato degli itinerari precisi sulla base del numero effettivo di servizi essenziali, servizi al cittadino e poli attrattivi che servono. Avevamo bisogno di un valore, da dove incominciare. L'immagine che emerge appunto di questo asse verticale con questi attraversamenti trasversali è facilmente implementabile negli anni con un percorso di integrazione. La maglia regolare dei percorsi urbani emerge anche in questa situazione qua, nello sviluppo. Immaginando appunto l'avvio di un processo che è quello che deve essere. Non ha senso pianificare l'eliminazione delle barriere architettoniche su tutto il territorio, iniziamo con un processo in crescita e iniziamo anche ad abbatterle poi queste barriere, se no pianifichiamo solo. Bene, e ringraziamo anche la professoressa Conti dell'Ateneo Udinese, ringraziamo il rettore Roberto Pintone e il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Ringrazio anche Paolo Bassi per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. I familiari vaccinati degli ospiti delle case di riposo di Pordenone tornano a fare visita ai propri cari. Grazie all'iniziativa Balconcini Fioriti a Casa Serena e all'Umberto I ci si può nuovamente incontrare tenendosi per mano. L'emozione di Maria Pavan, che è stata la prima a poter nuovamente toccare il proprio marito. Giovanni Di Prima, direttore generale della Casa per Anziani Umberto I e di Casa Serena a Pordenone. Oggi è il giorno dei balconi fioriti, un passo verso la normalità. Di cosa si tratta? Sì, abbiamo deciso di rilanciare le riaperture dei familiari. I nostri ospiti sono molto stanchi dopo circa più di un anno di isolamento e quindi con questo progetto abbiamo deciso di permettere ad alcuni familiari di rientrare in struttura. Ce lo chiedono gli anziani, ce lo chiedono i familiari e quindi l'idea è quella di far incontrare familiari vaccinati con anziani vaccinati e quindi nasce l'idea dei balconcini fioriti. Si chiama così perché l'idea del balconcino, il balconcino non vuole essere una barriera o quantomeno non vuole essere soltanto il distanziamento, ma vuole essere anche il luogo dell'incontro. In questo contesto potranno incontrarsi, potranno toccarsi, potranno accarezzarsi, tenersi la mano e potranno finalmente parlare. Dovete considerare che non è sempre facile per gli anziani, alcuni di loro hanno, anche più di qualcuno di loro hanno dei deterioramenti cognitivi e quindi l'idea del contatto, dello stare vicino è estremamente importante, è una forma di relazione importantissima. In questo anno abbiamo avuto un decadimento delle condizioni psicofisiche degli anziani determinate sicuramente anche dall'isolamento, quindi questo progetto vuole tentare di contrastare questo decadimento facendo ripartire le relazioni assolutamente necessarie, un elemento importantissimo della cura. Un primo passo verso la normalità e tra l'altro siete i primi in regione a compierlo. Sì, noi abbiamo deciso di fare questo passo perché siamo molto stanchi e abbiamo deciso di compiere questo passo. Non so se siamo i primi, però era un passo assolutamente necessario. Abbiamo trovato la condivisione dell'azienda sanitaria, la loro sensibilità e quindi abbiamo deciso di compierlo. I familiari ci hanno posto il problema, siamo vaccinati, perché non possiamo entrare? E effettivamente a questa domanda non ho risposte se non quella dei balconcini fioriti. Come si articoleranno le visite? Quali saranno le cose che non si potranno fare e quelle che si possono fare? Allora, il familiare dovrà essere vaccinato, come così l'ospite, ma i nostri ospiti sono tutti vaccinati, il familiare verrà sottoposto a un tampone al momento dell'ingresso, se il tampone è negativo potrà sedersi da una parte del balconcino, dall'altra parte troverà il suo caro, potranno tenersi la mano, potranno scambiarsi delle carezze senza toccarsi naturalmente naso e occhi e non potranno togliersi la mascherina naturalmente, quindi vengono mantenute alcune delle importanti misure di distanziamento, però altre verranno meno, come per esempio l'idea del contatto, potranno finalmente tenersi la mano. Signora Pavan, lei è la prima familiare che potrà fare visita a un parente. Chi viene a trovare? Mio marito. Quanto tempo è che non può vederlo? Da quando hanno chiuso qua. Sì, lo vedo, ma così che non è come adesso che non vedo l'ora di riabbracciarlo. Emozionata? Tanto. Comunque è molto felice? Sì, tanto, non vedevo l'ora. Questa notte è riuscita a dormire? Pochissimo, solo col pensiero di venire dalla gioia e dalla gioia. Antonino Di Pietro, presidente della Casa per Anziani Umberto I, avete dovuto affrontare nella seconda ondata il virus, nella prima eravate rimasti indenni, adesso si torna un po' alla normalità. Sì, abbiamo affrontato la seconda ondata
Non è stato facile, è stata dura, ne siamo usciti. Adesso, dopo che è stata avviata una campagna di vaccinazione e praticamente tutti gli ospiti e pressoché tutti gli operatori, mancano pochi, sono stati vaccinati, proviamo a fare qualcosa di diverso. In questi giorni si passa dall'inverno alla primavera, quindi dal freddo, dal chiuso, verso un clima più piacevole, a un momento in cui la gente cerca di uscire. Io spero che sia valido questo parallelismo anche per noi. Ossia, da un'epoca in cui purtroppo gli anziani hanno dovuto rimanere, non dico rinchiusi, ma protetti all'interno delle residenze, con pochi contatti con i familiari, nonostante avessimo avviato un programma di videochiamate, avessimo creato delle stanze protette e anche la stanza degli abbracci, il problema delle relazioni, dei contatti con i propri familiari e indirettamente anche col mondo esterno c'era. Non nego che questo regime di stretta restrizione poteva comportare delle ripercussioni non solo sotto l'aspetto psicologico, ma anche sotto l'aspetto fisico. Balconcino Fiorito, questo progetto rappresenta la voglia di poter ripartire, in un momento anche in cui non solo per le case di riposo, ma per tutto il Paese ci si sta domandando come ci si deve comportare. Abbiamo ritenuto di lanciare un messaggio. Se la gente si vaccina, se cala il rischio del contagio, se cala la curva dei contagi, perché da noi con le vaccinazioni è drasticamente scesa, si può ricominciare progressivamente, con prudenza e passo a passo, a ritornare verso un regime di normalità e di ripristino di quelle che erano le precedenti relazioni sociali tra gli ospiti e i loro familiari. È un messaggio e speriamo che porti bene. E noi ci rivediamo tra pochissimo, la pubblicità. Lo sciopero dei tassisti in apertura a questa seconda parte di A voi la linea, tassisti che denunciano la perdita anche del 90% dei loro ricavi, ma continuano a lavorare per garantire il servizio ai cittadini. Sentiamo ancora Isabella Gregorato. Tassisti in stato di agitazione. Ovviamente non stanno scioperando, però oggi stanno organizzando in tutta Italia manifestazioni spontanee. Ne parliamo con il capocategoria di Confartigianato di Udine, Sandro Modonutti. Quindi anche a Udine manifestazioni sparse perché non potete non lavorare. No, non possiamo non lavorare, poi la manifestazione non è uno sciopero. Naturalmente in varie città ci sono stati dei caroselli di taxi, oppure l'incontro direttamente col prefetto, ma era stato chiesto prima, cui faremo anche noi seguito nei prossimi giorni per parlare direttamente con un rappresentante del governo, e in più non vogliamo dare ulteriore, diciamo, danno alla popolazione che non c'entra niente. Ecco, oggi praticamente denunciate una situazione di calo quasi del 100%, 94% in alcuni casi, no, del lavoro nel periodo chiaramente del Covid. Sì, allora specialmente nella prima parte del periodo del Covid c'è stato un calo, come diceva lei, dell'80-85%, in alcune città anche di più, specialmente le città d'arte. Questo ha comportato naturalmente perdite enormi, perché noi non siamo mai stati bloccati da non lavorare, quindi, però se la gente non si muove, naturalmente noi non ci muoviamo. Ecco, si diceva quindi perdite qui a livello regionale, perdite che non sono state compensate, perché voi avete continuato a lavorare, lavorando cioè in perdita, però non avete avuto compensi sufficienti. No, quei ristori che ci sono stati naturalmente dal governo, dalla regione, naturalmente sono insufficienti, anche perché per poter lavorare dovevamo sempre tener conto di sanificare l'auto, avere prodotti ogni volta per pulire dopo ogni corsa l'auto.
quindi questo ha un costo. Alcuni colleghi avevano addirittura installato una specie di divisorio in plexiglass per poter, diciamo, distanziare ancora meglio il cliente dall'autista, però sempre a loro spese, quindi questo aveva un costo. E quindi adesso che cosa chiedete? Adesso ci sono 6 punti, diciamo il principale è la richiesta di un fondo di 800 milioni di euro dedicato alla categoria proprio trasporto pubblico, non di linea, come è stato fatto per altre categorie. Poi c'è le richieste, diciamo, base è quella lì, quindi dedicare quei soldi proprio a noi. E poi c'è la possibilità di avere 2 anni di fiscali bianchi, in cui avere sia INPS che IRPEF diciamo che risultino pagati, e così perché ci aiuterebbe molto. Poi c'è la richiesta anche, siccome il governo punta tanto sul green, di approfittare di fare agevolazioni per poter cambiare le auto, per poter anche andare sull'elettrico. Poi c'è la possibilità di avere dei voucher per aiutare la popolazione, questo però diciamo un po' più snello, per non essere sempre blindati dalla burocrazia. Ecco, qui a livello regionale sono diverse le famiglie che vivono praticamente di questo lavoro. Sì, qua ci sono 370 e passa attività, quindi 370 famiglie che hanno bisogno magari solamente hanno quell'introito lì. Dico pure, questa manifestazione è fatta per dare una scossa al governo perché si occupi anche della categoria che con quelle briciole non può andare avanti. E noi ora parliamo di un gruppo giovanissimo friulano, sono i ragazzi del Team Jacket che ad Ancona ha vinto i campionati italiani di spinning d'altura. Abbiamo partecipato quasi per gioco, ci hanno raccontato solamente per conoscere gli equipaggi dei quali guardavamo video da anni, dicono ci siamo ritrovati a vincere grazie a condizioni per noi estremamente favorevoli. Siamo quattro ragazzi appassionati tantissimo al mondo della pesca, abbiamo iniziato a pescare insieme un anno fa, però ci conoscevamo già da prima, andavamo a pescare insieme, siamo andati giù con la speranza comunque di fare un bel posto, non ci aspettavamo mai più di arrivare primi, però per fortuna abbiamo trovato una situazione di attività dei pesci simile a quella qua nei nostri mari e quindi siamo stati avvantaggiati per questo. Eravamo, penso, l'equipaggio più giovane, nell'insieme penso il più giovane, sì. Noi siamo andati ad Ancona a partecipare a questo campionato per poterci divertire in acque dove il pesce è più presente. Noi viviamo in una situazione di pesca molto molto difficile e ce lo raccontavano già i nostri maestri di pesca qua. Noi peschiamo in tutta la zona limitrofa del Golfo Triestino, nel Golfo Triestino. Sicuramente abbiamo passaggi di pesce molto inferiori di quelli del centro Adriatico, comunque nelle acque di Ancona, Porto San Giorgio, eccetera. Diciamo che ci siamo trovati molto avvantaggiati in quella situazione, poiché gli equipaggi che partecipavano alla gara sono comunque equipaggi fortissimi, veramente super pescatori. In questa edizione però ci siamo trovati molto avvantaggiati, poiché per sfortuna, perché noi siamo andati lì comunque con l'intento di divertirci e di poter fare molte più allamate di quelle avvenute nelle 2 giornate della gara. Invece abbiamo trovato questo lato positivo, ovvero che la situazione difficile ha reso la manifestazione scarsa di allamate, ma questo ha reso la vita molto difficile agli equipaggi non abituati, che invece per noi era cosa d'abitudine questa situazione di pesca. E non abbiamo trovato più alcun noleggio organizzato, siamo andati giù con una barca di fortuna, la barca
dello zio Enrico, una barca piccola, non adatta sicuramente a quella tipologia di mare. Siamo andati perché ormai l'organizzazione era stata fatta, le ferie erano state prese, ci abbiamo provato, ma in prova gara ci siamo resi conto che ci dovevamo ritirare perché sicuramente non eravamo sicuri su un mezzo così piccolo. Poi all'ultimo lì uno degli organizzatori della manifestazione ci ha procurato un mezzo, salvandoci la gara, permettendoci di partecipare. Dopo abbiamo avuto un sacco di inconvenienti, andando ad Ancona con l'auto ci si è rotta l'auto, guardi, un sacco di inconvenienti. Il risultato è stato ancora più grande anche perché siamo dei ragazzi che hanno affrontato le spese di tasca nostra, senza sponsor, senza nessun contributo da parte di qualcuno, e questo l'ha reso ancora più grande, perché questa soddisfazione, anche perché tutti gli altri campionati sono stati vinti comunque da gente che comunque alle spalle avevano sponsor e mezzi. Invece noi ci siamo presentati lì come degli outsider, come dei ragazzi che volevano divertirsi, abbiamo noleggiato un gommone lì e non avevamo alcun supporto. Non avevamo l'obiettivo di vincere, eravamo lì per divertirsi, per conoscere gli altri equipaggi che fin da bambini guardavamo nei video, e alla fine è venuto fuori questo risultato che non ci aspettavamo. È tutto, grazie per aver seguito. A voi la linea che torna domani sempre alle 12:45. Buon pomeriggio.